Ascolta, quindi questa marcetta di Mastro Pedischeda era un motivo che suonavano spesso a Nuoro. E allora, sicuro, e allora? Ascolta, quindi la suonavano i tuoi fratelli? E senz'altro tutte le bande lo suonavano. È un motivetto che aveva scritto Pedischeda, magari come pezzo di... dicono che l'abbia scritto come accompagnamento per il viaggio che stava facendo lui da Unanì a Siligo. Il suggerimento non si poteva dare che gli abbiamo in quell'occasione. Che lui abbia tenuto lì. Però almeno, che lui lui lo abbia... so, la gente, il Mastro Pedischeda, come te per esempio, Mastro Pedischeda ha posto la sparagola dei sappi della professo. Non sono del Mastro Pedischeda. Ma è presa da motivi religiosi. No, il motivo musicale sì religioso, è su perdono, no, su perdono. Ho capito. Perdono i dischi che abbiamo del coro di loro, su perdono, l'intorno Deo, come parte solista. E naturalmente Mastro Pedischeda ha posto la sparagola sappi della professo, con quello che forse un senso un po' scherzoso, blasfemo, diciamo, burlesco, non proprio, non è che l'abbia fatto con l'intenzione di però burlesco, diciamo, ha usato la questione del perdono, il motivo musicale, la musica del perdono. E invece questa marcetta, ce l'accenni Toni come fa questa marcetta? Marcetta, da Unanì a Siligo. Da Unanì a Siligo, infatti il tempo è marcetta. È segnato tempo di marcetta, vero? E allora, di marcia, una marcetta marcia. E lo suonava Bogorillo perché la suonavano appunto nella banda quando Bogorillo faceva parte anche della banda musicale di Nuoro. Bogorillo era tuo fratello più grande? Più grande, mio fratello l'africano. Ho capito. Perché è stato 5 anni in campo di concentramento. E poi la suonavano anche gli altri tuoi fratelli? E allora Umberto la chitarra. Peppino? E Peppino clarinetto e sassofono. E poi tu anche? E poi sassofono e clarinetto, sassofono contralto, sassofono tenore, eccetera, eccetera. Questo invece è un sassofono contralto. Sentiamo diciamo come ecco, chi usa un Charlie Parker, diciamo così, nel jazz. Nel jazz, ho capito. Ci accendi com'è questa marcetta? Sì, bene, vediamo. Benissimo. Non è uscita molto bene. No, ma giusto per dare il senso del motivo, qual è? Ok.